I larici sì, mi dispiace, ma allora la facciamo questa Olimpiade o non la facciamo? Se la facciamo non dobbiamo renderci ridicoli. La pista da bob a Cortina sa da fare, rompe gli indugi Mauro Corona, scalatore, scrittore e scultore, amato dalla Berlinguer e da Crozza, adulato da lettori e cineasti. Proprio dal set di Erto, dove da novembre si sta girando un docufilm dedicato alla sua vita, Corona ha strizzato l'occhio alla costruenda pista da bob ai microfoni del morning show di Radio 24, Uno, Nessuno, 100 Milan. Se pensiamo che queste Olimpiadi finiranno all'estero perché non abbiamo le attrezzature, allora ci rendiamo ridicoli. Quello che si costruisce per un'Olimpiade, vedete Torino, poi bisogna avere l'accortezza di che tutto quello che viene costruito che serva anche il dopo Olimpiadi. Perché siamo scarsi anche nel bob e vincono sempre i tedeschi? Perché non abbiamo impianti da allenarci. Un endorsement alla realizzazione del nuovo impianto, quello di Corona, che confessa del bob non è solo appassionato. Nel 1972 a Cervinia, in coppia con il compianto Rino Bianchi di Cibiana, Mauro Corona nel ruolo di frenatore conquistò il bronzo ai campionati italiani. Vogliamo usarla la montagna per sopravvivere o no? Ora io che ho detto questo rischio la collisione con chi? Con chi non vuole niente. Io vorrei fondare assieme a lei, Milan, se mi aiutate, fondare una società che protegga la montagna dai protettori della montagna. Che hanno il sedere a Milano o a Roma, però decidono cosa si deve o non si deve fare, chiosa Corona, che cita, reinterpretandolo, il pensiero di Mario Rigoni Stern. Afferma lo scrittore da Erto: il mio grande amico e maestro Mario Rigoni Stern soleva dire: la montagna va adoperata con intelligenza e rispetto, ma va adoperata. In realtà Rigoni Stern sosteneva che dalla natura e dalla montagna si dovrebbe preservare l'interesse senza intaccare il capitale, e nel caso della pista da bob, scrive l'antropologo Pietro Lacasella sull'altra montagna, il capitale è stato intaccato in modo evidente. Il Corona pensiero è stato criticato a stretto giro da Luana Zanella, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Il passaggio da persona a personaggio fa brutti scherzi, afferma Zanella. Così un amante e apprezzato narratore delle nostre montagne come Mauro Corona straparla un po' a vanvera, dimostrando di conoscere poco e male la questione, ricorrendo a banalità non degne della sua storia.